Allora, al momento della registrazione, adesso siamo, è sabato mattina, c'è questo articolo sul Gazzettino. Invitiamo sempre a acquistare qualche quotidiano ogni tanto e leggere gli articoli, non limitarsi al titolo. Ecco, allora c'è un articolo molto interessante: spiaggia non attrezzata per i disabili, niente bagno per il turista in carrozzina, e parla di una piscina di Mestre, che è una piscina pubblica che non ha il sollevatore, quindi una signora che è in carrozzina non ha potuto fare il bagno e quindi trovare un po' di refrigerio in pratica. Ma poi parla anche di altre località, sempre del veneziano. Nel caso della Bissuola, piscina pubblica, non c'è il sollevatore. E parla invece di un Sant'Eduene di Marghera che si è rivolto all'associazione Adico perché appunto in un'altra località del veneziano non aveva la possibilità di andare in bagno perché non c'era il bagno per le persone, diciamo, con delle disabilità. E poi addirittura non c'era neanche l'assistenza, perché una volta arrivati sotto l'ombrellone l'addetto si è negato di accompagnare l'uomo in acqua, spiegando di non avere l'abbigliamento necessario per entrare in acqua. Vabbè, adesso non sappiamo se questo riportato risponde esattamente. Un'altra volta un marito e moglie avrebbero voluto fare una gita in barca, ma non è stato possibile perché il pontile per salire era talmente stretto da non poter far passare le ruote della carrozzina. Beh, allora, questo articolo sinceramente mi ha un po' colpito, perché noi vediamo che spesso sui media nazionali, ma anche del Veneto, anche sul canale 3, Rai 3 nazionale, spesso la nostra località o non viene per niente citata, mentre diciamo, per quanto riguarda la professionalità e l'impegno all'inclusività e diciamo alla sostenibilità degli operatori di Sottomarina e Isola Verde è veramente importante. Questa mattina io ho fatto un giro, ormai conosco, diciamo, un po' tutti, e ho fatto qualche ripresa. Mi perdoni qualche operatore se non sono riuscito a fare il giro a tutti, ma avremo modo di fare ancora. E c'è veramente proprio uno spirito da parte dei nostri operatori balneari, soprattutto per quanto riguarda le persone che hanno dei problemi. E anche questa mattina sono stato ripreso da uno degli operatori perché nelle varie registrazioni avevo usato il termine disabili. Mi ha detto no, non si deve più usare quel termine, è fuori, si dice inclusività. Pensate, il punto c'è. Una signora dello stabilimento mi ha corretto, mi ha detto non devi dire così, devi dire in questo modo, perché il termine non si usa più. Siamo allo stabilimento Stella Maris. Voi sapete, questa mattina ho avuto ispirazione da quell'articolo sul Gazzettino che vi ho messo nel servizio. Ecco, questo qua è uno dei servizi dello stabilimento Stella Maris, e come mi faceva notare il titolare, Sottomarina e gli stabilimenti sono vocati alla sostenibilità e alla inclusività. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a te Andrea. Senti, questa mattina sono venuto qua a scroccare un caffè all'amico Giorgio, e questa mattina ti ho mandato, ho guardato il Gazzettino e c'era questo articolo della zona Mestre, così, che c'era un disabile poverino che non poteva andare in bagno perché lo stabilimento non aveva i bagni per disabili. Mi sembra che invece noi qua a Sottomarina, che tante volte sembra che siamo l'ultimo carro di tutta la costa. Non solo il bagno, poi sulla piscina e anche il sollevatore. Sai che è stato fatto questo progetto di turismo sostenibile grazie alla Regione Veneto da qualche anno. Tantissime spiagge di Chioggia, queste sono di quelle che ha aderito, che danno dei servizi aggiuntivi. Al di là dei bagni di Andrea, che ma la sai ci sono, hanno fatto anche iniziative anche sportive. Alla Storia, a Caio Blanco, a Stella Maris, a Sirenella, alla Zalle, quindi la sensibilità c'è. L'altro giorno hai visto, hanno fatto delle passerelle, alcuni interventi balneari per permettere di andare fino in battigia. Noi abbiamo ordinato, stasera che abbiamo le job, di attrezzature in più, tipo il collare che può fermare il collo, più di cintura, per arrivare a giorni, speriamo, e agosto. Quindi credo che in continuo miglioramento, in continuo investimento, in continuo. In realtà, che siamo qua a dirci ogni volta. Ecco, questa realtà è importantissima, deve avere cura delle persone, si dicono frasi, dillo come vuoi, però che hanno delle mobilità diverse dalle nostre. Lo so con molta attenzione, perché è giusto, insomma, c'è un rispetto fondamentale, dobbiamo dare un servizio a 360 gradi, o cerchiamo perlomeno di darlo. Il Caio Blanco è di quelli che ha sensibilità forse di tutti gli altri. Grazie. Vedete che la piscina
con il sollevatore e con proprio la sedia adatta per la piscina. Grazie. A te. Sul giornale, sul Gazzettino, sull'articolo parlano di persona con handicap. Io onestamente handicap non lo uso più, ma non è per fare il primo della classe che non sono, ma per dire quanto gli operatori di Sottomarina e Isola Verde sono addestrati a questo. Mi sembra importante dirlo. Non invito mai alla condivisione dei nostri contenuti, ma in questo momento diciamo un po' in senso campanilistico, vi inviterei veramente a esaltare la capacità dei nostri operatori balneari di fare veramente cose fatte bene, e non solo, diciamo così, da un punto di vista, l'economia c'è sempre, ma proprio da un punto di vista proprio di emotività verso queste persone che arrivano con difficoltà, e aiutarli è veramente molto importante.